Il Centro di Psicologia Funzionale di Agrigento organizza un appuntamento tematico, un seminario per parlare di bullismo e cyberbullismo. Sì, siamo qui oggi grazie anche alla partecipazione attiva del Comune di Agrigento che ci ha appoggiato nella realizzazione di questo evento di oggi e grazie anche al patrocinio dell'Ordine degli Psicologi. Abbiamo voluto fortemente questo seminario proprio alla luce delle vaste proporzioni che questo fenomeno sta avendo negli ultimi tempi e negli ultimi giorni nelle notizie dei giornali che sentiamo. Oggi questo seminario vuole aprire un confronto molto forte su un versante multidirezionale attraverso una lettura sociologica del fenomeno, ma anche attraverso l'intervento di prevenzione della psicologia funzionale e sulle attività che possono essere proposte a genitori, studenti e a chi si trova impelagato in questa tematica. Il problema vero è che stanno cambiando i genitori che conoscono poco meno i loro figli e che hanno un rapporto diverso con un'adultità che ormai è evaporata. I genitori molto spesso si dividono tra adolescenti e genitori spazzaneve che si comportano come gli adolescenti o che cercano di preservare i figli da qualunque cosa. E da questo processo che non è finalizzato ad educare i figli nel migliore dei modi, poi nascono anche questi problemi di cyberbullismo, ma io ho toccato anche il tema del sexting e quindi della trasmissione di immagini pornografico-erotiche, che sicuramente sono due argomenti che stanno creando una sorta di emergenza a livello nazionale. Parliamo di un caso di cyberbullismo denunciato al giorno, parliamo del 10% delle persone che subiscono atti di bullismo o di cyberbullismo che vogliono tentare il suicidio, parliamo del 30% di bulle femmine e parliamo anche del 15% di ragazze in gruppo che organizzano appunto situazioni di bullismo o di cyberbullismo. Quindi credo che sia un livello di guardia e non possiamo assolutamente permetterci di non affrontare il tema con la giusta determinazione. La Polizia Postale è impegnata quotidianamente nell'affrontare questo problema che comunque riguarda gli adolescenti, gli adulti e comunque anche i genitori per alcuni aspetti. La cosa importante da dover sottolineare è il fatto che i ragazzi dovrebbero comprendere oggigiorno che loro non sono liberi di fare qualsiasi cosa attraverso internet, che sono responsabili di determinati comportamenti e che sono anche rintracciabili per quello che hanno commesso attraverso il web. È chiaro che un adolescente deve essere seguito anche in sinergia con le istituzioni, con altre istituzioni, affinché possano essere dati determinati consigli che gli consentano di rendersi conto di quelle che possono essere azioni che possono produrre danno. Ai genitori cosa possiamo dire? Due cose fondamentalmente. Innanzitutto di avere un dialogo e di essere presenti con i ragazzi, cercare di comprendere eventuali situazioni di malumore, di difficoltà. Questo si verifica spesso in situazioni di cyberbullismo, dove i ragazzi comunque poi si chiudono in se stessi e tendono a non parlare anche con gli altri.